Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi è il giorno 20 e quindi il nuovo appuntamento per questo 2020 con la rubrica dell'autore del mese. Oggi omaggeremo una nascita e una morte, un uomo e una donna, con due libri però fra loro profondamente diversi. Allora, prima di incominciare e di scoprire quali autori ho deciso di omaggiare, piccole comunicazioni di servizio. Prima di tutto, chi mi segue avrà sicuramente notato un deciso cambio di sigla all'interno di questo canale, perché il giorno del compleanno di mia madre sono andata a vedere il film al cinema di Piccole Donne, un film stupendo che consiglio a tutti voi. Se avete letto o meno il libro riuscirete comunque a seguire la storia, e quindi ho tratto da questo film alcune scene che secondo me possono comunque rappresentare il senso profondo di questo canale. Secondariamente, chi mi segue su Instagram ma anche su Facebook, ieri avrà visto che intorno alle ore 10 ho pubblicato una storia in cui vi lasciavo degli indizi. Benissimo, ho deciso infatti il giorno 19 di ogni mese, quindi esattamente il giorno prima dell'autore del mese, di realizzare una storia in cui vi lascio appunto gli indizi per provare a capire quale autore o quale libro sarà protagonista del video del giorno 20. Ciò che vi chiedo di fare chiaramente è semplicemente quello di partecipare, di provare a indovinare buttando lì l'autore, il libro. Chiaramente più sarete precisi meglio è. Io a mia volta cercherò però di dare degli indizi abbastanza ambigui, qualche volta potrebbe anche esserci la citazione, magari tratta dal libro, e in base alle risposte che voi darete io assegnerò a ognuno di voi dei punti. A fine anno la persona che avrà totalizzato il maggior numero di punti riceverà in regalo da me sicuramente un libro, due non lo so ancora, ma sicuramente uno. Il vincitore o la vincitrice sarà infatti contattato, gli chiederò o le chiederò il testo, il genere che in qualche modo preferisce, l'autore da evitare, e spero che i libri in qualche modo mi parlino, e tentativo chiaramente di non incappare in un libro che già avete. Però anche qualora capitasse, vi autorizzo a riciclarlo. I libri secondo me sono l'unico regalo che possiamo effettivamente riciclare, perché servono per diffondere la cultura, quindi non è mai un regalo a vuoto. Quindi vi ricordo infine che il giorno 4 febbraio uscirà il Sanremo Book Tag, avete tempo fino al 30 gennaio per i nuovi iscritti per commentare il video della diretta o scrivermi in privato suggerendomi una canzone di Sanremo o italiana che secondo voi potrei associare a un libro, e il 4 febbraio vediamo cosa ne esce fuori. Non perdiamo tempo però, partiamo subito da uno dei due libri. Purtroppo un libro dal quale non è che io mi aspettassi tantissimo, però secondo me l'autrice in qualche modo ha vissuto il fatto di essere la sorella di due sorelle altrettanto famose. Sto parlando di Anne Brontë, nata 200 anni fa, e nel caso specifico ho letto il testo Agnes Grey. Anne Brontë è chiaramente la sorella delle altre due sorelle, Charlotte ed Emily, che hanno scritto Cime tempestuose e Jane Eyre. All'interno di questo libro, peraltro molto piccolino, vengono narrate le peripezie, le vicende di Agnes Grey, per l'appunto una ragazza abbastanza trasparente che vive però comunque in una famiglia dalla condizione agiata, a causa però di alcuni cattivi investimenti compiuti dal padre si ritrovano in povertà, e quindi la giovane decide di mettersi alla prova e di lavorare come governante. Vi sarà un primo tentativo alquanto fallimentare, anche perché devo dire che i bambini descritti in questo libro sono veramente terribili. La ragazza ci riproverà per una seconda volta, questa volta con risultati tutto sommato migliori, e tra una lezione di storia, una di geografia e una di latino avrà anche modo di trovare l'amore e di sposare l'uomo che ama. Un libro quindi dalla trama abbastanza semplice. Effettivamente questo è proprio quello che non mi è piaciuto di questo libro. È come se io avessi avvertito attraverso le pagine dell'autrice il fatto di avere due sorelle che hanno scritto due romanzi comunque molto celebri. Peraltro Jane Eyre, scritto dall'altra sorella,
ha un tema pressoché simile, se non che in quel caso però Jane Eyre era una ragazza bruttina che riesce però attraverso la cultura a in qualche modo sfidare la vita, sfidare anche le convenzioni. Nel frattempo la luce se n'è andata, quindi io non so qui cosa vedrete, ma spero che riusciate a vedermi. Qua invece la protagonista è una ragazza tutto sommato insipida, trasparente, non ha nessun aspetto che in qualche modo la faccia notare, ecco, e ve la faccia amare. Di certo non è che la odiate, voglio dire, io per esempio Jane Eyre è un libro che non ho proprio sopportato, però questo testo mi è sembrato un esercizio di scrittura, una brutta copia, un riassunto, definitelo come volete, insomma, se qualcuno di voi l'ha letto, anzi fatemelo sapere, però di certo non è tra i libri migliori, ecco, della letteratura. Nonostante tutto, però, voglio comunque dare una seconda chance a questa autrice con l'altro testo, cioè La signora di Wildfield Hall, mi pare. Wildfell Hall, esatto. In realtà non so perché abbia scelto questo, forse proprio perché, ecco, volevo vedere, partendo tutto sommato da uno stesso tema, le due sorelle come avrebbero trattato la stessa materia. Quindi è un'autrice, comunque devo dirlo questo, però da una prosa molto scorrevole e molto veloce, simile a quella di Jane Austen e delle due sorelle, ma allo stesso tempo non così contorta, molto lineare, molto contemporanea. Questo l'ho amato molto, però i contenuti sono veramente pochi. Pertanto, dopo un'esperienza sì piacevole, ma non che mi abbia stravolto la vita, ho confidato e ho gettato tutte le mie speranze nel prossimo autore. Sto parlando di George Orwell, morto 70 anni fa. In particolar modo ho deciso di leggere 1984. Allora, grande classico della letteratura, non credo che abbia bisogno di presentazioni, anche qui deduco che chi ha magari indovinato ha anche collegato a questo punto. 1984 ha per protagonista una Londra appunto dell'anno 1984, immaginato all'epoca come un futuro, e il protagonista è Winston Smith, quest'uomo abbastanza banale, nel senso un uomo normale, ecco, che lavora al Ministero della Verità. Il suo compito infatti è quello di manipolare il passato, di cambiare la storia, di creare dal nulla i documenti o di cancellare per sempre le tracce dei documenti esistiti. Viviamo chiaramente in una Londra che però a me è sembrata tantissimo Mosca o comunque un chiaro paese dell'Unione Sovietica, soprattutto perché i termini utilizzati da George Orwell mi hanno comunque collegato a quel contesto geografico, e infatti questo libro originariamente era il prescelto per omaggiare l'autore del mese di dicembre 2019, e quindi Joseph Stalin. Però poi nello stilare la tabella dei prossimi appuntamenti ho visto che c'era questa occasione perfetta, visto appunto che questa si chiama la rubrica dell'autore del mese, e quindi il libro è caduto a fagiolo. Ho deciso di leggere 1984 perché mi ero un po' approcciata a questo autore al liceo, e poi perché era stato comunque argomento della mia tesina delle superiori, perché avevo portato appunto come argomento la storia. In realtà però non avevo letto tutto il libro, avevo letto più o meno degli estratti, e in realtà leggendo tutto il libro ho apprezzato ancora di più la parte storica. Questo libro è un libro che io direi che oscilla tra la realtà e la finzione, tra la verità e la menzogna, tra il vero e il falso, perché ci sono delle parti storicamente così accurate che ho avuto praticamente la sensazione di leggere un libro scritto oggi, però allo stesso tempo mi sono dovuta mettere nell'ottica che era un libro che immaginava un futuro. Quindi attraverso questo gioco di specchi, questo gioco di situazioni, di ambiguità, io ho trovato questo libro straordinario, non tanto per i personaggi, perché è un libro dove secondo me i personaggi comunque non escono fuori in tutta la loro forza, e forse anche questo è l'intento ovviamente dell'autore, far vedere come l'individuo viene fagocitato da un regime totalitario, viene fagocitato dal partito, ma è proprio appunto questo aspetto collettivo di pervasività del partito che veramente mi ha lasciato senza parole. Bambini che diventano nemici dei genitori, i 2 minuti dell'odio, anche il forte simbolismo presente all'interno
di questo libro, insomma, mi ha veramente sconvolta. In particolar modo avrei dovuto sottolineare tutto il libro, perché ci sono delle frasi bellissime, ma soprattutto ci sono tantissimi capitoli dedicati proprio alla storia, alla manipolazione dei documenti. In particolar modo vi consiglio il capitolo 4 della prima parte, che ho praticamente dovuto piegare la pagina, eresia, perché è tutto bello, è tutto magnifico, è tutto stupendo. Addirittura qui dentro ho trovato una frase che probabilmente sarà poi il tema di un prossimo video qui sul canale, ancora devo scegliere bene, ed è un libro appunto che secondo me vi fa vedere come la storia, che è il nostro passato e la nostra memoria, possa essere manipolato, cambiato in un attimo. All'epoca chiaramente siamo comunque in dei contesti dove c'è un capo che fa questo, oggi noi abbiamo invece i mezzi di comunicazione. Pensateci, basta pochissimo perché una fake news faccia il giro del mondo, o dell'Italia, o del vostro circondario. Insomma, a volte a me capita con mia madre che legge degli articoli e io dico, io me ne accorgo che sono falsi perché hanno dei titoli ridondanti, dei caratteri che sono fatti apposta per attirare l'occhio, ma una persona che non è brava con la tecnologia, non è abituata alla tecnologia, prende per vero ciò che legge. E quindi questo è un aspetto sul quale dobbiamo riflettere, non dobbiamo prendere per oro colato tutto ciò che ci viene detto, ma andarci a informare. E secondo me questo romanzo di George Orwell, appunto proprio tramite la forma del romanzo, ma allo stesso tempo con la serietà di un saggio, riesce a farvi capire tutto questo, riesce a farvi capire quanto sia importante studiare il passato, ma studiarlo attentamente, in modo critico e non come se fosse qualcosa di intoccabile, di immodificabile, perché solo conoscendolo a fondo possiamo evitare che alcuni errori avvenuti nel passato possano ripetersi. Allora ragazzi, quest'autore del mese è stato molto veloce, come avete visto, ma perché è stato 1984 a calamitare tutta l'attenzione. Noi quindi ci vedremo nei prossimi giorni, credo forse con le letture del mese, però insomma, non sono molto convinta. Sicuramente il 4 febbraio per il book tag a tema Sanremo e poi ci vedremo chiaramente il giorno 19 per scoprire poi l'autore del mese. Io vi ringrazio per essere stati con me e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!